con su rappresentanti dei poeta santos. Gigi Angeli. Un saluto a tutti. Si chiedete per fare in sardo o in italiano, come tu chiedete voi? Beh, in sardo, in sardo andrà bene, mi comprendete, no? E mi naso Gigi Angeli, su San Benato non ti appare manco saldo, ma mi hanno mio Vitoscano. E Sasattero il minanno il mio, che sono Sasattero strese, sono Careddu, Addisi e Deppero. E io penso dei Luras. Però sono abbastanza puro perché sono nascosto in Jugoslavia e finalmente a 7 anni sono stato durante la guerra, poi la guerra e sfollato a Venezia e fino a 7 anni che c'era un cachinacco e parlavo veneziano quindi i miei genitori sono il manno mio, sono de Luras. Luras è un'enclave locutoresa proprio in su coro di Sagadura e noi facciamo uno dei tanti dialetti a narrare del suo locutorismo. Dunque, a posintesi no che l'indipendentismo noi nella guerra dell'indipendentismo abbiamo sbagliato obiettivo. Abbiamo sbagliato l'obiettivo per dichiarare che non dobbiamo rendere indipendenti dall'Italia. Rinnegamos l'Italia. Se rinnegamos l'Italia, rinnegamos la democrazia. Questa democrazia, sì, questa democrazia prosagale angherrado sa resistenza so saldos compresos ana gherrado sa resistenza prondae rite prondae sa costituzione camus democratica sa costituzione democratica no vale de pure per la Sardegna e in maniera a parte questa Costituzione nos ha dato il statuto autonomo speciale per la Sardegna. Per essere indipendente prima di tutto devi essere autonomo, se no non diventa mai indipendente. E invece sa autonomia no, in base alla narrativa da questo Manzano s'avvocato, no, pittore, no, che narrativa da un statuto mai attuato dai 70 gimbannoso, noi dobbiamo renderci indipendenti, non dall'Italia, ma dal suo sistema, il terzo sistema. Polunalzo in tua aula. Il suo sistema l'ha andato bene a Sciascia, che da mafia si intendia. Il suo sistema è sa penetrazione operativa, esecutiva, no? Del suo governatore, del suo governamento, dell'Italia e quindi della Sardegna, no? Però si interessa che hanno solo uno intesinara, solo uno non viene, sa fare. Sa mafia andrà a Sciascia, non è sa coppola o sa lupara, sa mafia è sa fare. E sa mafia, come sempre andrà a Sciascia, ha sicilianizzato non solo la nazione italiana, ma che il vestito da fuori. L'indipendenza che noi dobbiamo in qualche maniera reclamare è l'indipendenza dal suo sistema, invece questo sistema che riponiamo fatto baru perché sono i barones nostranos che sono galese a il mamma santissima sicilianos
assai capos bastones calabresos, assai guapos campanos, questo il barone nostranos. Francisco Ignazio Manno l'ha pesata si sterrita che chiama il barone, no? Ma quello il barone sono sempre imperiente. Un barone prodotto per un altro, così un barone preso a doppia mandata così e con suo sistema. Non con l'Italia, no, con suo sistema mafioso, che è scuso che non sta impedito da sempre di essere saldoso e di fare che si interessa per questa Sardegna. Questo è questa cosa. Un esempio che le si siede, la riforma agraria in Sardegna, no? Chi è che l'ha affossata? Chi è che l'ha affossata? Giacomo Di Martino e i giovani turchi con Cossiga, no? Eppure vedi, è un'efficienza autonoma eccezionale. È un emendamento, si mettono i 164, no? Che non ristanti, io in Cudagona, io un collega che ha un'azienda, no? A suo rimedio, produivano fesudulche, no? Primizie. Nella riforma abbiamo fatto pure su draghetto de Golfaranci per imbarcare questi prodotti saldos a su mercato romano da già fatto. Bene, i si produivano e incasciavano su vesudulche, arrivia da questa panchina dei Golfaranci e musciata, no? Musciata in salvagones, perché non lo imbarcavano e hanno esposto di produrre su vesudulche. Che zonare, queste sono operazioni non d'Italia, ma del sistema nostro. Del sistema nostro, del nostro balone che nos hanno amministrato. E questo il barone non siamo mai voltati. A questo il barone non siamo mai voltati. Non erano per esempio che la riforma sanitaria. Bella cosa questa riforma sanitaria che hanno fatto. Subito. La riforma sanitaria è la mafia per eccellenza. Prima fuimmo su SL e fuimmo su pazientes. Come siamo ASL, siamo clientes. Però questa riforma sanitaria è voltata a saffare. Dai affari non dobbiamo rendere indipendenti. Grazie. Però prima di coprire ho letto una poesia. Io non ricordo. No, la poesia è in salto. La poesia, a noi non eravamo che siamo colonizzati, non è vero, siamo scoglionizzati, che è diverso. Siamo scoglionizzati. Francisco Ignazio Manno, giusta pesata si sterrita che gli abbasò il barone, ma ora sono sa scambal de dorrada, ne va voltata ancora in associazione. In quello tempo sono andati il bratto, senza potere per non sindicare. Noi abbiamo mancuito a mandicare, che hanno un caldo se tra i travagli sfatti. Ragione non va come di votare. All'essere sempre carazzato. Francisco Ignazio Manno l'ha pesata. Quindi tirando de onzi scera, che onzi tempo il bene con sa sua, si che era scomodi la tanacua e cansan de comprendere sa maniera di la sansicco e pisto che sa fua, le sente che trabaglio e sa regione e si sterrita che chiama il barone. Mazzones, abramidos che i sorcu hanno convidato entinos con sosannos e canto dana su popolo affanno tanto buono nell'ardo che su burco si tende a nostramare su ingannos pro bardanare a razzorza corcata. Francisco Ignazio Manno l'ha pesata.
Giompit ancora malos furisteris, e si lo spone in esso sempre insino, in pede nostra appare in anterrino, in consente sa paga e su sosteni, scansa bistare tanta biebino, e noi s'appesa a muro in capones, si sterrita che gli abba sui barones. De non desse più scolonizzados es tempos che ibaimus attibitu, ma plus ancora, es tempo non cumplido questo, che non l'ha s'accoglionatos dai chi questa terra ha partorito, barone, scue, a cara iscarazzata, Francisco Ignazio Manno l'ha fessata. E Paschene, hai sciappo in Parlamento con bullettino e trappa de battita, sa mattesi de sa prima iscritta, che pone pro mantenne su talento de sa ciappa, zoada con bulletta, pesende in desorroncos pro sermones, si sterrita che abba sui barones, Andisco Ignazio Manno, giusta la pesata, ne va voltata ancora in aziones, e muda son sa scambas de torrata. Grazie. Allora, alcuni dei che si erano iscritti a parlare purtroppo sono andati via per motivi loro, non so. Allora fai l'appello e da penna. sono rimasti, se non erro, Michele Zutas, l'avvocato dei pastori. Io? Sì. Buonasera a tutti. Intanto ringrazio dell'invito. È difficile intervenire dopo aver sentito chi mi ha preceduto, che aveva argomenti molto più solidi, ma soprattutto basati su un'esperienza indipendentista come Bustano Composto, come Claudio Zunchetu, come Gavino Sale. Lo dico con umiltà perché io divento indipendentista, no? È stato un percorso meditato, sofferto anche perché non nascendo indipendentista il percorso di autodeterminazione che mi ha portato a riconoscermi in questi ideali è un percorso più lungo, però qualcosa da dire, anche se non nasco indipendentista, ce l'avrei. Lo dico perché assistiamo, come periodicamente avviene, ciclicamente in realtà, di fronte a dei momenti di crisi di un sistema in generale. In questo momento ci troviamo in un momento di crisi degli stati così come vennero pensati, costruiti nei primi anni del Novecento. Una crisi che oggi possiamo identificare nella crisi energetica, perché lo sviluppo incontrollato o lo sfruttamento delle risorse in maniera incontrollata porta a un certo punto a un punto di crisi che porta lo Stato italiano, come qualsiasi altro Stato, a ricorrere a politiche colonialiste come quelle che noi possiamo verificare in questi giorni in Sardegna. In questo caso una crisi, una politica colonialista energetica, dove le decisioni, vedete, non è tanto il problema della tecnologia che si vuole portare avanti, ma è dove la decisione viene presa, da chi viene presa, ascoltando chi viene presa questa decisione. E se noi andiamo a verificare queste domande, vediamo che i sardi in tutto questo non sono mai stati né sentiti
né ascoltati. E per questo dico si crea un problema a livello democratico, perché se uno Stato che si dichiara unito nei confronti dei propri concittadini, come dichiarano di volerci considerare, si comporta in questo modo, non siamo noi, come dire, i primi indipendentisti, ma è questo Stato che ci considera come un corpo estraneo da sfruttare, da colonizzare e da utilizzare per il proprio fabbisogno. E quindi la nostra deve essere una reazione proporzionata, dura, unita. E infatti oggi quello che vedo è che, pur vedendo diverse sensibilità che non appartengono in alcuni casi alla mia sensibilità politica, però siamo qui uniti perché abbiamo un obiettivo comune. È da qui che, se ci deve essere una proposta politica, si deve partire, cioè il fatto che in Sardegna debbano decidere i sardi. Il principio di sussidiarietà. La regione dovrebbe essere l'organo di programmazione politica, dopodiché il potere dovrebbe andare a cascata alle singole comunità. Questo non avviene. Le decisioni vengono prese dalla regione, che purtroppo risponde a logiche che non sono sarde, perché questi partiti politici che si dichiarano sardi in realtà dipendono dallo Stato italiano. Facciamo i nomi: Partito Democratico, la Lega, purtroppo il PISDAZ, Forza Italia. Che ci piaccia o no, a prescindere dalla nostra posizione ideologica, questi partiti rispondono a delle logiche che non sono delle logiche che rispettano gli interessi della Sardegna, rispettano l'interesse dello Stato coloniale italiano. E da questo bisognerebbe partire, e da questo dovremmo iniziare a costruire quell'unità dei movimenti indipendentisti che deve in qualsiasi modo evitare alleanze, coalizioni con tutti quei partiti che a queste logiche non rispondono. Mi è presentato come l'avvocato dei pastori. Anche qui c'è un aspetto duro, anche pesante, perché fino a qualche anno fa abbiamo assistito a delle azioni repressive di una lotta politica, di rivendicazione di diritti da parte dei lavoratori, perché per me sono lavoratori, al pari di tanti altri lavoratori, che magari non hanno un sindacato, ma rappresentano il fulcro dell'economia sarda, che sono stati imputati dallo Stato italiano, grazie al decreto di Salvini, che insomma ogni tanto si cimenta in decreti che siano poi sul blocco stradale, sul rave party. Come vedete sono sempre dei decreti molto importanti e che incidono sulla vita dei cittadini. Bloccano la protesta, perché lo Stato italiano fondamentalmente ha paura. Se oggi qui nasce un terzo polo, lo Stato italiano ha paura. Le coalizioni di centrosinistra e di centrodestra hanno paura, perché sanno che la maggioranza dei sardi, che la maggioranza non va a votare, potrebbe votare un terzo polo. E questo è uno degli elementi importanti. Il terzo polo deve polarizzare il dibattito politico, perché da una parte ci sono loro, qualcuno li chiamerebbe cani in sterzo, non qualcuno, forse la maggioranza qui presente, dall'altra parte ci siamo noi. Come diceva Bustiano, noi dobbiamo tracciare una linea. Se da quella parte ci sono loro, da questa ci siamo noi. Solo così potremo riuscire a cambiare qualcosa. E purtroppo, adesso la platea è un po' più scarna, ma anche prima non c'erano giovani. E noi ci dobbiamo interrogare su questo. Perché se l'indipendentismo non riesce a coinvolgere le nuove generazioni, fra qualche anno è morto. E se non riesce a rivolgersi e a comunicare alle nuove generazioni, una domanda ce la dobbiamo porre. È un problema di credibilità dei valori, è un problema di credibilità nostra. E su questo dobbiamo riflettere, perché a me questo preoccupa, perché
perché io se faccio politica, se mi impegno, non è tanto perché voglio essere eletto, ma chi se ne frega, la politica la faccio anche per strada, la faccio nelle aule di tribunali difendendo le persone che vengono attaccate per motivi politici. Lo faccio per i miei figli, lo faccio perché voglio regalare un futuro migliore ai nostri figli, ai nostri fratelli più giovani, ed è questo che secondo me dobbiamo far passare come messaggio a chi oggi non è indipendentista, perché se io lo sono diventato per questo motivo, perché penso che il futuro per questa terra non possa passare se non altrimenti per l'indipendentismo, perché chi decide a Roma decide per Roma, chi decide a Milano decide per Milano, chi decide in Sardegna purtroppo decide per Roma, e questo è il problema che noi dobbiamo risolvere, che dobbiamo affrontare. E per questo a me dà veramente un grande dispiacere quando vedo che un partito indipendentista si schiera con dei partiti italianisti che strizzano l'occhio, che ci vogliono prendere per il culo, scusate se uso un termine un po' più duro, ma è così, ci prendono per l'anello al naso, convinti che basta mettere il logo nella loro coalizione per dire noi vi vorremmo bene, e cerco di concludere. Lo fanno anche per la poltrona, mi suggeriscono, o forse solo per la poltrona. Io non voglio pensare questo, perché è una cosa che mi ferisce pensare che un fratello sardo si venda per una poltrona, no? Perché la politica, Johnny, le più grandi rivoluzioni in realtà sono venute fuori dai parlamenti. Provate a pensarci. Martin Luther King non era mica nel Parlamento o nel Congresso americano, ha fatto una rivoluzione per le piazze, per le strade, ha costretto il governo americano a prendere una posizione. E allora noi abbiamo il bisogno di venderci al miglior offerente per 30 denari per avere una poltrona in cui non contiamo niente. Questo mi fa soffrire, mi fa pensare che stiamo sbagliando qualcosa. Poi forse il fatto di essere diventato indipendentista mi fa diventare anche più radicale nelle scelte, ma se non fosse così non lo sarei diventato, avrei continuato a votare uno dei qualsiasi. Io sono, tra virgolette, te lo dico perché forse non lo sai, io sono stato cacciato dal PC perché durante un congresso osai dire che il principio di autodeterminazione dei popoli, portato alle estreme conseguenze, deve valere anche per il popolo sardo. E questo era un dogma che non poteva essere accettato dal Partito Comunista Italiano, perché vale per tutti ma non per i sardi. E per questo fui, tra virgolette, cacciato. In realtà me ne andrai io prima che loro si muovessero, perché non era compatibile la mia presenza. Ultimo aspetto, abbiamo sentito Sardegna chiama Sardegna. Qual è stato l'intervento più applaudito? È stato il loro. Quel ragazzo che ha parlato, Danilo, ha preso i vostri applausi in maniera quasi unanime. Perché? Perché è andato al nocciolo della questione, non si è fermato agli aspetti ideologici, ha detto quali sono i problemi che loro come giovani vivono e che vogliono risolvere. E noi da questo, a prescindere da qualsiasi alleanza, noi da questo dobbiamo ripartire, dalle esigenze di questi ragazzi. Se noi non riusciamo a parlare con loro abbiamo perso in partenza, perché continueremo a parlarci tra di noi, che in questo momento pesiamo il 2-3% e non è sufficiente. Loro sono i nostri interlocutori naturali, ancora non si sono alleati col centro-sinistra, però se noi non offriamo un'alternativa valida, seria, credibile, la mia paura è che quella sia la deriva naturale. E anche qui è colpa nostra, però, perché siamo noi che dobbiamo convincere. Guardate, loro hanno una macchina organizzativa, hanno delle energie, delle forze, delle idee che voi non immaginate. Io le vedo perché li frequento, che se solo 10 di loro partecipassero qui oggi noi saremmo in grado di scrivere il programma. Per me, e concludo, scusate se... Prego Johnny.
quello che stai dicendo, Danilo e altri amici mi hanno invitato al prossimo incontro che hanno, cioè hanno invitato me come promotore di questa iniziativa tramite l'amico Pietro Casula, che ha intenzioni serie, e hanno capito che stiamo facendo seriamente e mi hanno invitato al prossimo incontro. Questa è una bella notizia, perché spero che poi da lì possa nascere qualcosa di costruttivo, ma non voglio rubare troppo tempo a chi seguirà, quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie. Allora, in ordine, abbiamo quasi finito, non sono più il 30. Costantino Sanna, Patriotes. Buonasera. Io sono un indipendentista, non sono autonomista e non sono nient'altro che lui, un indipendentista. E quindi, sentendo parlare oggi tutta la mattinata di Italia, un po' mi ha dato fastidio. Non riesco a comprendere perché un popolo indipendentista debba comunque giustificare il suo comportamento nei confronti dello Stato italiano. Vuol dire che io sono un cavallo domato, vuol dire che non ho la capacità di autogestire la mia vita, e quindi penso a tutte quelle cose che succedono all'interno dei nuclei familiari, delle 12.000 unità che sono andate via ultimamente dalla Sardegna, quando il nostro popolo ha a disposizione 33 km quadrati a testa, eppure non riusciamo a vivere, sopravviviamo, perché continuiamo a parlare dei nostri problemi rapportandoli all'Italia. Noi dobbiamo iniziare a dimenticarla l'Italia. Se vogliamo affrontare i nostri problemi, noi dobbiamo creare un ulteriore governo, non un terzo polo. Noi dobbiamo creare un nostro governo che agisca all'interno dello Stato italiano, tipo affinché tutto questo possa succedere. Abbiamo bisogno di creare una sorta di guardiane del territorio. In Sardegna ci sono 377 comuni. Basterebbe una persona comune, una, non dico 3, 4, 5, una, per creare un esercito. Una sola persona automunita che si muova all'unisono con gli altri, per bloccare ogni forma che esiste di condizionamento del popolo all'interno della nostra terra. Noi non possiamo essere paragonati a nessuno. Noi siamo un popolo unico. Però siamo stradominati da questo potere di servilismo che abbiamo. Siamo delle persone asociali fra di noi. Non abbiamo rispetto delle idee degli altri, anzi, soprattutto abbiamo il coraggio di mortificare le idee degli altri. Oggi si sta parlando fortunatamente di una possibile unione, cosa che io, per le esperienze che ho avuto, non vedo molto di buon occhio, anzi ve lo sconsiglio. Mi dispiace dire questo, ma è la verità, perché, come ha detto il ragazzo precedentemente, mancano i giovani. Ma perché? Perché tutte le nostre battaglie che sono state fatte all'interno del mondo indipendentista le abbiamo fatte per poter dialogare con lo Stato dominante. Noi dobbiamo dialogare fra di noi,
Noi dobbiamo avere questa capacità, noi dobbiamo essere le persone che gestiscono il territorio. A noi non ce ne frega niente chi sia la Francia, l'Inghilterra, l'Italia che possa dominare la nostra terra in questo momento, ma noi dobbiamo sfruttare le nostre risorse a favore e utilizzando anche i loro lavori. Noi non vogliamo che all'interno della nostra terra qualsiasi centesimo che si muove, una parte della percentuale vada nelle tasche dirette del popolo italiano. Noi non possiamo permetterci più di fare sotteracco. Questo buttone pieno di questa cosa, di vedere gente giovane, capace intellettualmente, che va a mortificarsi per andare a elemosinare un posto di lavoro. Noi dobbiamo essere le persone che gestiscono questa terra. Noi, tu sei Chinusa, stai sfruttando la bandiera, stai sfruttando il nostro territorio, compri il vetro in Turchia e fai la denuncia dei redditi in Val d'Aosta, ma è possibile che nessuno ne vede? È possibile, ragazzi? E in più gli diamo dei sostentamenti a questa impresa e sfrutta tutto quello che c'è da sfruttare. Ci stanno inquinando tutte le aree più belle del territorio. Viviamo, come alcuni hanno detto, in un paradiso terrestre, ma gli angeli che ci vivono dentro sono gozzone, cazzo. Non hanno queste capacità imprenditoriali. Perché? Perché abbiamo vissuto sempre come esclusivamente dei servi. Noi dobbiamo essere capaci imprenditorialmente di gestire il territorio. Se no voi potete fare 1000 programmi, 1000 ne potete fare, ma non dimenticate mai che vivete all'interno di un contesto mentale non siete associali, siete asociali. E in più soffriamo della sindrome di Stoccolma. Signori, 150 anni di dominio senza aver mai alzato una mano per paura di quello che poteva pensare lo Stato italiano. Non abbiamo un inno con cui cantare la nostra ribellione, non abbiamo niente. Perché? Perché le basi che sono state gettate a suo tempo non avevano le giuste fondamenta, secondo me. Abbiamo sbagliato tutti, ma se questo per voi è un poter ricominciare, va bene, portate avanti questo tipo di discorso. Grazie. Grazie a te. Però, caro Costantino, non sono d'accordo. Mi spiace per te. Perché il primo incontro che abbiamo fatto a Serri, a casa mia, 12 tra partiti e movimenti, caso strano, tutti d'accordo. E allora perché me stamattina parlando dell'Italia? Nessuno ha parlato dell'Italia a casa. Io ho detto semplicemente, tutti presenti, se continuate a parlare di partiti italiani da qualsiasi parte, destra, sinistra, centro, abbiamo finito già l'incontro, tutti d'accordo. Era mai successo il 25 giugno? Come non è successo questo? Ma scusa, certamente la devi citare, che purtroppo è colpa dell'Italia se siamo riuniti anche oggi. E abbiate pazienza, no? Cerchiamo di distinguere. Noi oggi siamo qua, non per Ma allora cerchiamo di capirci, Costantino. Allora, o rimaniamo pessimisti e polemici, altrimenti la finiamo veramente. Sì. Non ho capito perché questa polemica. Io ho fatto un intervento. Ma un intervento? Allora, è risultato l'unico intervento contrario a tutti gli altri che abbiamo fatto, sia nel primo incontro e anche oggi. Il tuo è stato contrario a tutti gli altri. Hai detto un sacco di cose di strano. E tutta la mattina parlando dell'Italia, ma per forza se stiamo cercando di liberarci da questa tirannia, dobbiamo parlare dell'Italia, è l'Italia che dobbiamo tirare in ballo. Ehi!
io non ho fatto nessuna cosa, a parte che sono loro che giustamente dicono che io vado per me. Ma sono amici se non ti preoccupare. Pensare con la tua cartella. Dai, come? Tranquillo Costantino. No, non sono tranquillo. No, io ti ho sempre rispettato, non ho fatto mai nessun Beh, che non ti ha offeso nessuno, però, dai. Se uno interviene quando l'altro sta parlando. Costantino, io sono uno. No, ma non ti hanno tranquillo, dai. Sto dipendendo da tu, sei. Sono tranquillo, sono tranquillo. Paolo P, finito il romanzo? Ti metto in penitenza 3 minuti a te. Paolo P sul romanzo che ti preparavo. Ma papigai 5 minuti commenta, decidi prima di cominciare questa assemblea e commenta tutto, anche chi nemo sulla rispettato. Devo giornale solo gusto. Io sono stato convocato qui con un invito che mi ha rivolto Francesco Casula e mi ha detto che il tema era quello delle prossime elezioni regionali. Voi sapete che io faccio parte del Partito della Rifondazione Comunista, di Unità Popolare, della sinistra sarda, come ci siamo presentati in diverse elezioni. Non lo nascondo, con poco entusiasmo, essendo stato molto minoritario all'interno, cercando di far emergere una posizione che portasse avanti la lotta per il riscatto sociale delle classi e dei ceti popolari e contestualmente la lotta di liberazione nazionale della Sardegna. Ho cercato di portare avanti queste due battaglie che mi sembravano preminenti per un partito che voleva coniugare queste due battaglie. E continuo a fare questo e io credo che quella battaglia che sembrava ad alcuni contro i mulini a vento, oggi invece posso affermare, leggendo un documento che ho lasciato lì, scusate, che invece è diventata maggioranza in questo partito. Io credo che questa sia una novità. Perché? Perché questa organizzazione è un'organizzazione italiana presente in Sardegna, che nel documento dell'ultimo comitato politico regionale ha deliberato all'unanimità di voler partecipare e di impegnarsi in una lotta, in una prossima lista elettorale unica per costituire il terzo polo, affrancato dalla subalternità ai due poli che non sono alternativi come il terzo polo, come quello che vorremmo costruire noi, alternativi a loro, ma sono quei due poli complementari tra di loro, sono di alternanza, come si dice, si alternano alla guida della regione per portare avanti quasi le stesse politiche e difendere gli interessi interni ed esterni alla Sardegna, come abbiamo avuto modo di verificare. Questo è un problema ed è una notizia, credo, che ha una sua rilevanza, anche perché Unione Popolare in Sardegna alle ultime elezioni ha preso l'1,8%, in alcuni posti ha superato anche il 2%. La seconda cosa che voglio evidenziare è questa, ed è quello che ho detto prima, è importante per quello che dirò adesso. C'è una legge elettorale truffa e uno sbarramento al 5%. Non sono da buttare l'1% di quel partito, l'1,8 che ho citato, lo 0,8 di un altro e così via, perché assieme probabilmente riusciamo non solo a presentare un bel programma elettorale, ma riusciamo anche a far entrare nella testa della gente
che il voto a questo terzo polo non è sprecato, come diranno gli altri due, come soprattutto dirà il polo del centro-sinistra, che chiamerà il voto utile, cercando di fare pressing verso il nostro potenziale elettorato per dire basta che tu sei per queste persone, ma sai, non raggiungono neanche il 5%, il voto tuo è sprecato, il voto utile dallo a noi, se no contribuisci a far vincere la testa. Faranno questo discorso, come hanno fatto le altre volte. Allora bisogna dare il segno che noi il 5% lo prendiamo, sicché non perdiamo neanche i voti, e sono tanti, di quelli che non ce lo danno perché non raggiungiamo il 5% e il voto è sprecato. Chiaro? Io credo che se noi siamo consapevoli che dobbiamo raggiungere il 5%, qui se vogliamo fare la coalizione che si intende fare, come ha detto Francesco Casula, e sono pienamente d'accordo con quello che diceva lui, deve essere ampia, larga. Dobbiamo mettere dentro tutti quei movimenti che con noi hanno lottato negli ultimi 5, 10, 15, 20 anni. Perché se ci guardiamo in faccia, ci siamo viste nelle lotte contro le servitù militari. Mi avete visto assieme a voi lottare contro fino all'altra notte, anche di notte a Nurago, se domani siamo a Isili alle ore 15 perché presentano il piano energetico del Sarcidano, le pale eoliche del Sarcidano. Bene, ci siamo visti nelle altre battaglie che abbiamo fatto di tutti i tipi, va bene? Perché non possiamo stare assieme? Perché non siamo tutti dello stesso partito, dello stesso sindacato? Ma quando mai? Io credo che se ci mettiamo a stendere un programma elettorale credibile, partendo ad esempio contro le servitù militari, energetiche, per il bilinguismo, i beni culturali, la scuola e tutto il resto che abbiamo elencato stamattina e su cui sono d'accordo, io credo che faremo non 3 punti, come ha detto Francesco, o 5 punti come hanno detto quelli di Sardegna, chiama Sardegna, probabilmente raggiungiamo 10 punti, me li sono anche segnati, comunque è troppo lungo per leggere. Concludo dicendovi questo. Guardate, io ho riproposto, veramente mi hanno fatto proporre un libro che ho presentato insieme ad alcuni di voi in diverse parti della Sardegna sul Partito Comunista di Sardegna, distrutto dal Partito Comunista Italiano, stroncato. Però in questa nuova edizione ci ho fatto 4 pagine e mezza di una presentazione, cercando di dirvi in maniera un po' più argomentata, in 4 paginette e mezzo, quello che secondo me era l'orientamento che dovevamo prendere nel 21 per prepararci per tempo a queste elezioni, ma non solo alle elezioni, per prepararci ad avere un coordinamento di tutte quelle forze autonomiste, federaliste, indipendentiste, ambientaliste, quelle che si battono per tutte le altre battaglie che portiamo avanti in Sardegna e su cui siamo prevalentemente d'accordo, perché poteva quello cementare un'unità, se volete, nella diversità, ma che poteva rappresentare un'alternativa politica e anche elettorale seria ai 2 poli di centrosinistra e centrodestra. Lo dissi 2 anni fa, non voglio fare il grillo parlante o la mosca cocchiera. C'è un libro lì, vero Cristiano Savino, che parla chiaro, come l'ho presentato anche a Sassari con lui e in altre parti, no? C'eri anche tu, Vainzo, eccetera. La mia posizione può essere non condivisa, io sono un federalista, sono per il diritto all'autodeterminazione dei popoli, anch'io ho subito queste angherie quando militavo nel PC da ragazzo, perché avevo queste posizioni da loro definite neosardiste. Giorni lo sai, vero? Ecco, allora io sono perfettamente d'accordo perché si costruisca una lista civica con questa alleanza dove ci sono 5-10 punti da noi tutti condivisi, perché dia il segno che il 5% si può superare e allora io credo che se portiamo avanti questa presenza in Consiglio regionale, badate, non è come quella che abbiamo fatto alcuni di noi che c'eravamo, dove eravamo eletti nelle liste del centro-sinistra, illudendoci perché avevamo spuntato alcuni punti drammatici di poter fare le cose. Invece ci dicevano fai parte della maggioranza, sei tenuto alla disciplina di maggioranza, eccetera, eccetera, e cercavano di isolarci in tutti i modi. No,
dico a Gavino Sale, no? Questa volta sarebbe questa coalizione che esprime quei 1, 2, 3, 4 consiglieri regionali, benissimo, non risponde al centro-sinistra e centro-destra, risponde a questa base, risponde a questo programma e dunque ha una voce autonoma e sarebbe un grande megafono, una grande amplificazione per le battaglie che stiamo portando avanti, oltre ad avere tutte quelle cose che ci servono per diffondere le nostre idee, per diffondere tutte le battaglie che facciamo. Sapete che quei consiglieri, quel gruppo avrebbe diritto ad avere tutta una serie, la sala stampa per fare le comunicazioni accanto a dove sono i giornalisti, e quello serve per amplificazione. Poi è vero, quello è un tritacarne dove se non stai attento ti stritolano, però se c'è un legame con la base e c'è, come dire, questi sono i nostri amici che combattono nelle istituzioni su questa linea. Noi siamo quelli che lavoriamo tra la gente, nei territori, nelle categorie, nei comitati, nelle battaglie di tutti i giorni. Se c'è chiarezza su questo, io credo che possiamo costruire tanto. Non perdiamo questa occasione, rinunciamo a qualcosa della nostra identità per il bene di tutti noi e di tutti i sardi. Grazie a voi. Cristiano Savino. Salve a tutti e a tutti. Stanno succedendo alcune cose che voglio riassumere molto brevemente, insomma, magari le sapete già, ma cerchiamo di puntualizzare. Il ministro dell'ambiente Picchetto Frattin ha appena annunciato un nuovo decreto per cui in Sardegna verranno costruiti 300 km quadrati di spazio energetico coloniale, cioè insomma uno spazio 300 km quadrati dove verranno costruiti campi eolici e fotovoltaici per produrre energia per il nord Italia e per il nord Europa. Questa è la quinta colonizzazione della Sardegna. La quinta colonizzazione della Sardegna dopo il taglio dei boschi, dopo lo sfruttamento minerario, dopo l'industrializzazione forzata e dopo l'occupazione militare, se non contiamo quella culturale, cioè linguistica culturale. Ok, se no è la sesta colonizzazione moderna della Sardegna. E questa cosa sta avvenendo sotto i nostri occhi. Si stanno ribellando le comunità, per fortuna qualcuno ha già citato alcuni esempi. E questo è un punto fondamentale, questo è un tema, una bandiera da agitare nei prossimi mesi come campagna elettorale, cioè la campagna elettorale deve essere riempita da questo tema, deve essere una bandiera che alziamo, che si alza insieme alle comunità che si stanno ribellando. Chiesi, Isili e tantissime altre comunità si stanno ribellando, comunità che stanno praticando la transizione energetica con le comunità energetiche autonome, ma sono contrarie a questa forma di colonialismo. L'altro giorno hanno approvato il governo Meloni la reintroduzione della giornata dell'unità, 4 novembre, cioè un esercito di propagandisti entrerà nelle nostre scuole a dire ai giovani sardi che l'unità nazionale è un valore metafisico e va difesa in maniera assoluta e ovviamente sciovinista e nazionalista. Tutto questo mentre il governo precedente e il governo attuale stanno attuando la chiusura del servizio pubblico. Io sono un insegnante, sono iscritto a un sindacato di insegnanti sardo. Ecco, ci vuole assolutamente una legge per la scuola sarda. Non è possibile che una scuola chiuda se ha meno di 900 iscritti. Con lo spopolamento che noi abbiamo, questo vuol dire quest'anno perderemo 50 autonomie scolastiche, cioè 50 scuole. Questo vuol dire che nei prossimi 10 anni noi perderemo la metà delle nostre scuole, e se chiudono le scuole chiudono i paesi. E questo praticamente significa che da una parte stanno pompando nazionalisticamente i nostri ragazzi, i nostri giovani, dall'altra parte stanno togliendo il diritto allo studio. Sulla sanità non dico niente perché è intervenuta già Claudia e ha già detto tutto quello che c'era da dire, ma va ricordato che il signor Zedda
Massimo Zedda, che è stato candidato alle elezioni del centrosinistra alle scorse elezioni, ha ricandidato Luigi Arru, che è il saccabatora del diritto alla salute dei sardi. Ci sono sardi e sarde che non possono curarsi. La Sardegna è una delle regioni che ha meno servizio sanitario all'interno dello Stato italiano e sarà sempre peggio. Ok? Ci sono questi punti. Ora, la questione però è anche il metodo, come vogliamo andare avanti. Perché se noi vogliamo andare avanti, se questo progetto su cui io sono molto scettico e chi mi conosce sa le ragioni, vogliamo andare avanti, noi dobbiamo dare una discontinuità. Discontinuità numero 1, il metodo. Il programma non può essere scritto a porte chiuse. Vogliamo scrivere il programma sull'energia, andiamo a Tiesi dove c'è una comunità in lotta, andiamo a Villanova Forro dove c'è una comunità in lotta, vogliamo scrivere il programma Il punto sulla scuola sarda, ci sono i sindacati sardi, ci sono i Cobas Scuola Sardegna che hanno una legge sulla scuola sarda, insegnanti, gente che lavora in questo campo. Ecco, ci si apra alla società. Da questo punto di vista sono d'accordissimo con Claudia, d'accordissimo con Francesco Casula e d'accordo anche con Paolo Piso, che hanno sostenuto questa linea. Apertura totale, non porte chiuse, non programmi scritti dalle liste, da aggregazioni, o perlomeno le aggregazioni e le liste, i gruppi indipendentisti possano in qualche modo rivolgersi alla società. Terza questione, basta con i candidati calati dall'alto. Diciamocelo pure, le aggregazioni del mondo dell'autodeterminazione, le ultime aggregazioni hanno presentato candidati che non parlavano al popolo. Un Andrea Murgia diceva prendiamo i finanziamenti europei quando la gente muore di fame, quando la gente non può prendersi l'olio di semi perché costa 4 euro. E noi diciamo chiediamo i fondi europei, gente fredda, gente calata dall'alto, ci vuole un candidato o una candidata che è emersa dalle lotte. Questo è un punto fondamentale. Chiudo soltanto dicendo che dal mio punto di vista non sono molto ottimista, però bisogna fare un tentativo. Se questa alleanza, se questo fronte vuole andare avanti, deve aprire a chiunque, qualunque forza riconosca il diritto all'autodeterminazione. Un solo punto, senza stare a discutere quanto indipendentismo hai nel sangue o quanto comunismo hai nel sangue. Riconosci il diritto all'autodeterminazione, un punto. Mi sono sbagliato 2 punti. Il secondo punto è mai con chi ha devastato la nostra terra, mai con il duopolio, che poi è un monopolio mascherato, è una dittatura mascherata, è una tirannia mascherata. E badate, chi va con il PD oggi questa cosa la sa benissimo, possiede tutti gli strumenti intellettuali, analitici e politici per capire che sta facendo un'operazione cinicamente votata al rafforzamento di posizioni personali o di gruppo o di setta. Questa cosa, cioè la buona fede in queste operazioni non esiste. Mai, non esisteva prima e non esiste adesso. Chiudo dicendo che dal mio punto di vista bisogna darsi un metodo e bisogna, la prossima volta, se ci sarà una prossima convocazione, bisogna fare in modo che chi prende il microfono, questa è la mia proposta, si esprima sulle questioni concrete. Quali sono gli obiettivi di questa aggregazione, quali sono questi 5-6 punti e come si vogliono determinare. Quali sono gli obiettivi e quali sono i metodi? Tutto il resto, sinceramente, lasciamolo ad altri dibattiti. Se ci sarà questa concretezza e se ci sarà questa apertura, darò una mano. Grazie. La dottoressa Randaccio. Buonasera a tutti. Pensavo che si fossero dimenticati di me, invece ci sono anch'io.
e sono qui per dare il mio piccolo contributo alla soluzione di questo problema che noi abbiamo, soprattutto questo terzo polo che mi auguro si riesca in qualche modo a concretizzare. Però se vogliamo avere un terzo polo lo dobbiamo riunire tra degli obiettivi che siano facilmente raggiungibili. Io ne propongo uno che ho a disposizione e che chi mi conosce lo sa, che lo sto portando avanti da 20 anni. Il mio progetto si chiama Zona Franca. Zona Franca, che significa che noi da 25 anni abbiamo questo diritto e non lo usiamo. Non lo usiamo perché quando andiamo dal commercialista a chiedergli di evitare di fare la dichiarazione dei redditi e di non pagare tasse, come minimo ci manda al diavolo, se non altrimenti ci minaccia, ci dice sì, tu fidati di quello che dice la Randaccio, poi vengono a pignorare. Allora io vi voglio dire che invece è una grande sciocchezza quello che dicono i commercialisti e anche qualche avvocato, perché purtroppo nelle lauree giuridiche, tra cui giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, una materia molto importante per l'Italia sarebbe il diritto doganale, che invece non si studia. Io ho conosciuto il diritto doganale all'interno del quale troviamo disciplinate le zone franche soltanto quando ho vinto un concorso come intendente di finanza, quindi negli anni '80, e ho capito che in Sardegna non veniva rispettato l'articolo 12 dello Statuto sardo. Qui in Sardegna noi abbiamo lo statuto. L'articolo 12 c'è scritto: saranno istituiti in Sardegna i punti franchi. Punti franchi e zone franche sono la stessa identica cosa, sono territori o parti del territorio sistemati, collocati all'estero, non fuori dall'Italia ma fuori dalla comunità europea, e vengono collocati fuori dall'Unione Europea, dalla comunità europea, semplicemente perché si possa applicare un regime fiscale cosiddetto di vantaggio, compensativo allo svantaggio, che si chiamano franchigie fiscali, che significa che i sardi non devono pagare nessun tipo di tributo, e questa esenzione, badate bene, che piaccia o non piaccia a qualcuno, è da 25 anni che noi ce l'abbiamo e non lo usiamo. 25 anni che a noi passeremo alla storia, come ho detto prima, per il popolo più idiota che sia mai comparso sulla faccia della terra. Guardate che quest'anno la Corte Costituzionale, con una sentenza numero 46 del 2023 di quest'anno, conferma che i residenti nelle zone franche hanno diritto alla fiscalità privilegiata, che significa non pagare tasse e non pagare ed essere in quanto considerati residenti all'estero, e soprattutto perché l'Italia non ha la sovranità fiscale. Ecco dove io mi sono venuta qui, per inserirmi in questo discorso indipendentista. Noi siamo già indipendenti fiscalmente, piaccia o non piaccia, noi siamo fuori dall'Italia fiscalmente. E che cosa ci frega di tutto il resto? Se possiamo, i soldi che guadagniamo ce li possiamo tenere in tasca e possiamo casomai pensare ad un futuro per i nostri figli. Poi se qualcun altro italiano o vuol venire ad avere i nostri vantaggi fiscali può venire, l'importante è che crei posti di lavoro, perché a noi ci hanno dato la zona franca perché siamo non solo un territorio più spopolato al mondo, badate bene, perché 1,5 milioni di abitanti in una terra con un clima temperato come il nostro non si trova da altre parti del mondo, con un mare bellissimo, lo sappiamo bene, noi non abbiamo, vediamo i ragazzi che scappano con una laurea e andavano a fare i camerieri perché qui non c'è lavoro. La colpa è nostra, è vero, per la nostra idiozia. Rendiamoci conto che siamo un popolo di idioti. Idioti, signori, siamo un popolo di idioti, perché è da 20 anni che io metto a disposizione di tutti i sardi i riferimenti, ma soprattutto gli avvocati, i commercialisti, i tributaristi, e io sono un dirigente dello Stato.
Io la materia la conosco perché, laureata in giurisprudenza, io ho conosciuto la materia doganale, quindi le zone franche, quando ho vinto il concorso all'Intendenza di Finanza di Cagliari. Quindi sto parlando a ragion veduta, e vi posso dire che per fortuna noi abbiamo le leggi europee sulle zone franche, che sono uniche per tutta l'Europa e si applicano direttamente all'Italia. I regolamenti comunitari si applicano direttamente a tutti gli Stati membri e le direttive devono essere applicate in apposita legge. Bene, noi abbiamo le leggi italiane di recepimento delle direttive comunitarie, e le direttive comunitarie dicono che i residenti nei territori svantaggiati e per questo motivo istituiti in zona franca sono esonerati dal pagamento dell'IVA e da ogni tipo di tributo. Esonerati che significa anche dal pagamento delle accise, per cui noi dovremmo avere anche la benzina senza IVA e senza accisa, ma soprattutto, lo dico in questa sede dove vedo tutta gente della mia età, allora noi abbiamo diritto ad avere non solo lo stipendio detassato, la pensione detassata. Chiunque di voi abbia una pensione mi contatta e io gli do il documento col quale chiedere ed ottenere la detassazione della pensione, e gli do il documento. Naturalmente ognuno di noi si fa promotore. Ci sono circa 1 milione di pensionati in Sardegna, e se non sono 1 milione sono 800.000, quindi io credo che un argomento che possa amalgamare tutti quanti in questa lotta del terzo polo possa comunque coinvolgere anche questa storia della zona franca. È un suggerimento che, se lo volete accettare, io ve l'ho dato, altrimenti buona fortuna e buona vita a tutti. Grazie. A me. Allora ce lo dia. Certo. E siamo a posto. Voi vi riunite, fate il gruppo, io lo do a tutti quanti. Prendi il numero, Certo che lo utilizzo. Ma ce li ha qua o ce li dobbiamo prendere? No, io ho qui una sentenza, l'ultima cosa. Vi posso dare la sentenza del Tribunale di Cagliari, della dottoressa Ornano, Cristina Ornano, che dice che i sardi hanno diritto alla zona franca. Tribunale di Cagliari, sezione civile, ma la dottoressa Ornano è penale, si è sempre occupata di penale. Ne ho qualche decina di copia della sentenza che possiamo usare. Se c'è qualche avvocato qua, se la può leggere, la può citare, io la richiamo nel facsimile per la detassazione della pensione. Saluto a tutti. Grazie. Ti do tu, io do quello che prometto mantengo, io do tutto. Ha detto il numero di telefono ce l'hanno tutti quanti. È rimasto qualcuno che ha la pazienza di ascoltarmi? È poco educato fare il proprio intervento e poi depilarsi, non è una cosa giusta. Primo punto. Secondo punto, le argomentazioni vanno trattate prima di pranzo, perché tra la birra e il vino buono le cose poi possono degenerare o in positivo o in negativo. Io in mattinata ho avuto alcuni spunti importanti. Voglio andare a quagliare, come si dice, la caccia è chiusa, quindi le quaglie non ci sono e voglio quagliare. Voglio fare un invito preciso. Qualcuno mi ha fatto osservato mentre si pranzava della questione delle leadership, perché lo vogliamo o no, le leadership esistono, abbiate pazienza, ma ci sono. Allora io intanto non voglio salire ex cattedra, per carità, e non voglio fare neanche lo storico, perché non sono uno storico, anche se studio storia. Voglio fare un invito preciso a quelli che sono i leader. Allora, qual è la figura del leader? Il leader è quello che ha i doni dello spirito, ha il carisma. I carismatici sono quelli che hanno i doni dello spirito, ovvero quelli che sono capaci per il proprio comportamento e per la propria idea di aggregare a sé persone. E qui ce ne sono 3 o 4. Voglio fare un invito chiaro, preciso. Queste 4 o 5 persone abbiano il coraggio di incontrarsi da soli, preparare una lista di 60 persone, così si decide una buona volta per tutte che cosa dobbiamo fare, perché è arrivato anche il momento di raccogliere le firme. Mi pare che sia il caso di raccogliere le firme se vogliamo
costruire un nuovo soggetto giuridico ai fini delle regionali, non so, la normativa, non so che dice così la normativa, non è ancora tempo, è ancora troppo presto? Vabbè, ce lo lasciamo questo aspetto. Volevo dare qualche risposta a proposito dell'interpretazione dello statuto, perché qualcuno ha sollevato questioni sul livello basso culturale di questo gruppo. Io vedo che ci sono qui docenti universitari, avvocati, gente che ha competenze in materie giuridiche, in materie sociali, eccetera, eccetera. Sto parlando dello statuto, qualcuno ha sollevato questioni sulla non funzionalità dello statuto. Allora, perché non funziona lo statuto? Come funziona lo statuto? Come dovrebbe funzionare e come funziona adesso lo statuto autonomo della Sardegna? Allora, ora come ora, l'ho detto già in altri contesti, in altre situazioni, lo statuto autonomo della Sardegna funziona attraverso le sentenze della Corte Costituzionale e i decreti di attuazione. La maggior parte dello statuto funzionano attraverso le sentenze della Corte Costituzionale, sedute in sezioni riunite, quindi fanno legge. Questo è il primo concetto. Questo che cosa vuol dire? Che non c'è la volontà politica di trasformare. Intanto bisogna capire che cos'è una norma e che cos'è una legge. La norma è una norma che ha la caratteristica di essere generale e astratta. La norma è la Costituzione italiana. La legge è l'applicazione della norma che diventa da generale e astratta in concreta e particolare. Per trasformare i decreti, per trasformare gli articoli dello Statuto speciale della Sardegna bisogna trasformarli in leggi ordinarie. Come si trasformano? L'ho detto altre volte. Attraverso la convocazione delle commissioni paritetiche. Cosa sono le commissioni paritetiche? Sono elementi del Consiglio regionale più elementi della Camera più elementi del Senato che si riuniscono insieme e decidono come trasformare una legge di rango in legge ordinaria. Perché non funziona lo statuto? Perché interviene sempre l'Avvocatura dello Stato che puntualmente boccia le proposte del Consiglio regionale proprio perché ci sono vizi di interpretazione. Questo è il motivo per cui l'unico strumento che abbiamo, che è lo statuto, non funziona, proprio per questo motivo, perché non sono stati fatti i decreti di attuazione. Qui mi fermo, spero che ci siano altri incontri di questo tipo. Mi soffermo soprattutto sulla prima cosa che ho detto, i leader, i signori, quelli che sono capaci di attrarre a sé per quello che pensano, per quello che dicono, per il carisma che hanno, consenso e voto, che si vedano, che si incontrano e mettano a posto una lista di 60 persone. È il momento di farlo, non bisogna rinviare. Ognuno deve cedere un po' pezzo di se stesso per convergere verso l'unico obiettivo. Grazie. Bettina. Sai che sono esserci? Comente sos vulcanos, fumo e fogo, mandan de esas vísceras in soro, de gai sos poetas dan a fogo a narrare su chi senten in su coro. E Dio se va aici. Però prima si ne una cosa, perché questo è l'incipit de sa mundana commedia de su poeta Bore Poddiche. E sono dannato de cose, in sa mundana commedia. Mi ha da frasi a me fremai poco pago. Invece sfuerdo su chi narrata su poeta Tigelio. Chi posato sconoscesi. Poi c'è Sadomo in Castello. Poi via famoso che ha da frequentare la corte di Giulio Cesare in Roma, che aveva da amico puro di Marcantonio. Uno personaggio che fu
pure un musicista, sonadas isbenas, islaunedas, e una dì antivato un interrogatorio in pizza della cultura sarda, questo capitava in Roma. E tanti dimandavo Augusto, ma Tigellio, perché vi odiano tanto a voi sardi? O in campagna, o in domo. Perché per andare a trovare la vostra storia dovete andarvene dalla Sardegna? Che cosa si è scatenato contro di voi? E Tigellio dà rispondio a Icci. Perché io appartenevo alla stirpe sarda e la stirpe sarda, a differenza delle altre stirpi, si era costituito con l'Uraghe una società matrilineare, una società senza competizioni, laddove era riconosciuto il ruolo della donna, che non è prevaricatrice. In questa società non esistevano padroni, schiavi, legioni, imperatori. Era una società di uguaglianza, una società circolare. Il grosso danno è avvenuto quando sulla testa di queste famiglie e di queste tribù si è imposto il cosiddetto Stato. La distruzione nelle culture mediterranee e anche in quelle egee, che erano matrilineari, è arrivato con il colpo di Stato, anzi un colpo di mano della Grecia antica, che ha inventato il concetto di democrazia. Per noi, in Sardegna, un marcato regresso rispetto alla parità tra uomini e donne. Vuoi sapere perché ci hanno sempre odiato? Perché noi le donne non le abbiamo mai sottomesse, come è accaduto in Grecia, come è accaduto a Roma. In Sardegna il ruolo è sempre stato rispettato, anche quando l'uomo ha usato l'aratro. Non ci siamo mai permessi di renderle schiave, e c'è un motivo molto preciso. In Sardegna si è scatenata la grande difesa contro 3 trinomi tragici: la proprietà privata, lo schiavismo, la proprietà dell'uomo sulla donna e sul bambino, e non ultimo l'invenzione delle religioni come strumento di potere. I sardi non avevano paura della morte, non hanno avuto bisogno di inventarsi un dio o dei, come è successo tra gli assiro-babilonesi, gli egiziani, i sumeri e tutte le altre popolazioni dell'antichità. Ecco perché questo attacco diretto è arrivato fino a oggi, e chi ha armato tragicamente questo braccio ha preso la spiritualità dei sardi e l'ha rovesciata, e il nostro animo si è perso. Io questa cosa dopo contata questa volta pure, e dimando questa volta pure di non essere aggressivo contro nessuno, poi da questo si incomincia da questo disastro proprio, di usarsi ponuda competitivo a intrenoso, ma non manco con questa società che si andano a fregare. Mai collaborativi come lo siamo stati da quando siamo nati, perché noi abbiamo rotto la testa alla piramide. Noi non siamo verticistici, noi siamo circolari, noi siamo comunitari. Se queste cose riuscissero a entrare nelle scuole, ai nostri ragazzi, sono le cose che dicono tu questa cosa, e non sembra vero che sia così. Non sembra vero quando hanno 14 anni, 18, ma anche 40, 50, 60, 70, se nessuno te le ha mai raccontate. Il sistema punitivo del nuragico non aveva in mano il concetto di dominio, che è quello che sta creando le carceri, la chiusura, la sofferenza, la segregazione. È una punizione che non educa. Nelle nostre comunità è sempre esistito sa solo. Tu non puoi parlare con gli altri non possono rivolgerti a te. Tu devi andare a colloquiare con l'albero che è stato piantato dalla nascita. E io non sto parlando di un arcaico che è fermo lì,
Io sto parlando dei miei studenti di Tertenia che hanno piantato 36 alberi in famiglia quando sono nati, in Sagalada de Zarrala, e sono gli alberi di quella generazione. Non è folklore, non lo è per niente. Questo è molto più intelligente di tutti noi, è un cervello tutto, chi si sega da una parte i susigidi. Noi siamo veramente dei limitati, e quindi io faccio un appello veramente all'armonia, alla non competizione, non competere. E in quel momento là in cui ci saremmo accorti che non competendo noi avremmo distrutto queste macerie culturali che ci sono arrivate in testa, e avremmo anche riacchiappato, forse, e l'ho detto a Giorni ma l'ho detto anche a Bustiano, quella tremenda damnatio memoria che è caduta sulla testa di Eleonora d'Arborea, questo silenzio osceno sulla testa di Eleonora d'Arborea. Ho avuto modo di spiegare sia a Giorni che a Bustiano perché sarebbe molto importante che come sardi noi mantenessimo l'albero di Eleonora, l'albero che, come dice giustamente Bustiano, è un albero di un giudicato, però è anche l'albero di una donna che nel 300, come nessun'altra ha fatto, né prima né dopo, ha difeso le donne nella Carta dei Logu dagli stupratori, ha dato un ruolo a chiunque fosse con lei nel momento in cui governava, e prima e anche dopo. E una delle domande che la storia si pone è questa: come mai di questa donna è stato devastato tutto? Sapete che hanno trovato il testamento di Beatrice, della sorella, Narbona, Francia, non viveva in Sardegna. Beh, in quello che io ho letto che lei ha consegnato nelle mani, prima di morire, nel suo testamento, non ha dimenticato neanche un maniscalco, un cameriere, un sellaio, un mastroverrieri. È riuscita a dare un pezzettino di riconoscenza di quello che le è appartenuto a tutti, dalle palie ai, come si dice, ai curatori dei suoi territori. E come mai Eleonora? No, ma vi sembra possibile che una persona così non avesse lasciato niente? L'ha fatto la sorella in un'altra parte del Mediterraneo e lei no? Quindi faccio una proposta. E questa, ho fatto un lavoro che si intitola Scola Sarda Sperimentali, che è veramente un nuovo sistema scolastico in Sardegna. A qualche anno, diciamo, e anche qualche elaborazione prodotta all'interno della scuola dove io lavoro. Con grande dolore vi dico che nella scuola italiana è pressoché impossibile riuscire a far entrare come materie obbligatorie storia, cultura e lingua sarda nostra. Io ho dovuto sfondare la materia alternativa alla religione, guai perché ti prendi che sei un'eretica e via dicendo. Ho regalato le mie ore ai corsi di lingua sarda, ma sono corsi regionali, non sono cose che entrano obbligatoriamente come materie curricolari. Allora da questa difficoltà enorme là dentro ci puoi riuscire lo stesso, sul fatto che devo che un sardo un spiccioccherdo su dei bidevuzzi e tutto sul territorio del Sarra Busogliastra da Nara, da Voitaisu su punti sono ricettivi, però rendere istituzionale questo desiderio che abbiamo noi è molto complicato, per cui io ho tirato giù questo progetto di Scola Sarda Sperimentali, ma da fare pregeri chi da Renesceus una di ad abiri con gli esperti su noi chi ne traballa in sa scuola, perché è un desiderio di tutti, e questo io lo vedo in qualunque assemblea vado, in ogni luogo, e su disige cussu. Siamo degli ignoranti, siamo arrabbiati perché il risultato è la rabbia data dalla nostra ignoranza. C'è questo buco del sé, è un vuoto clamoroso e si riempie, come diceva Gavino, no? La deculturazione acculturante, e non si vanti sempre tontus e tristus, perché in quinta quando vanno via sono cambiati quei caratteri, devo io poi tanto si conosce in questa vita di ogni dì, e tanto pongo a disposizione di chi ti olli di questo traballo
cercavo di presentare sia che bene di commenti di progetto privato, di una scuola, di un esperimento, oppure commenti una spinta proprio a ci vestire di questa cultura della sopraffazione, ma soprattutto della depressione. Non ci sono ragazzi che hanno fatto un bel lavoro in testa mia, leggi forti, ma prima l'hanno fatta noi insegnanti. Quindi c'è tanto da fare, ma da fare pregeri a cercare insomma di concordare cose che punti da masate in portumano momento a custo. Grazie. Gianfranco, ci sei? Gianfranco Soldai? A te ti concedo. No, ma visto il grande pubblico mi basta pospago meda. Aspetta che finisco. Sì, saprà questo che apprendete di bruso e quindi non c'è bisogno di si ripeti. Stamattina ho sentito diversi interventi dove si notano diverse anime anche, questo è chiaro, certo anche una diversa metodologia nell'agire, ma anche un po' di confusione. Dico confusione perché? Perché se siamo qua, almeno io ho ricevuto la telefonata dal qui presente Melis che mi ha detto insomma che si trattava di un incontro di indipendentisti. Questo termine indipendentismo a me non fa assolutamente paura, nel senso che ognuno di noi si sarà chiesto perché in Sardegna esiste l'indipendentismo? Come mai? In Sardegna esiste e da altre parti non esiste. Non è che ci siamo svegliati una mattina e abbiamo detto io divento indipendentista. Non è così. Ci sono delle motivazioni storiche che noi neanche conosciamo. Poc'anzi mi ha preceduto. Bettina parlava, accennava alla storia, accennava al codice di Mariano e di Eleonora, molto importante perché è stato l'unico in tutta l'Europa, è stato il primo ad essere scritto nella lingua sarda, gli altri venivano scritti in latino e questo codice riporta principi di diritto costituzionale, principi normative rurali, penali e quindi di una importanza enorme. Il primo scritto in lingua sarda, gli altri venivano scritti in latino. Sto facendo questa premessa per dire che se c'è l'indipendentismo significa che, e se siamo indipendentisti, per quanto allo stato attuale pochi, c'è una ragione. E non è dovuto alle problematiche che sono certamente importanti e sono problemi contingenti che affrontiamo tutti i giorni e di cui ha parlato Claudia stamattina, che è importantissimo, la sanità. E certamente è un problema contingente, è chiaro che dobbiamo affrontare tutti i giorni, ma non è sicuramente questo che ci ha indotto ad essere indipendentisti. E così vale anche per l'ambiente, non è che siccome uno è ambientalista, chi è ambientalista allora diventa indipendentista, no, gli ambientalisti ci sono ovunque, ci sono tantissime persone che non sono sarde, che sono contro le pale eoliche, che sono contro tutto ciò che in qualche modo compromette l'ambiente e quindi non è questo che ci ha fatto diventare indipendentisti, non è questo il fattore per cui noi siamo indipendentisti. Il fattore è un altro.
e che bisogna dirla esplicitamente. Noi lo conosciamo, certamente non sono il primo, c'è chi è più anziano di me e tra l'altro seppure non ci sono stati movimenti o partiti in certi periodi storici, però c'erano sempre gli indipendentisti, c'erano sempre le persone che si opponevano all'occupazione e allo sfruttamento e alla imposizione attraverso leggi, le norme eccetera nei confronti dei sardi, perché siamo un popolo, siamo una nazione che è particolarmente legato alla propria identità nazionale e quindi vuole avere un ruolo da protagonista, che in alcuni soggetti, stamattina per dire Gavino è arrivato e ha parlato di politica internazionale come se la Sardegna fosse già uno Stato e dice ma che facciamo? Aderiamo a BRICS e ci mettiamo quindi un'altra S finale, cioè tanto è avanti, no? Nel pensiero, tanto ha voglia che questa benedetta Sardegna abbia un ruolo a livello internazionale, perché noi esistiamo, la Sardegna è nel mondo, così come diceva lui, e quindi non mi ripeto neanche, ma era chiaro il suo sentire. Poi certo abbiamo sentito anche delle persone che dicono ma no, ma noi dobbiamo chiedere l'attuazione dei principi costituzionali, dello statuto della Sardegna, e insomma dobbiamo nella legalità di che cosa stiamo parlando? È una cosa che è proprio quella che non ci sta bene. Non ci sta bene la Costituzione italiana, noi lo dobbiamo dire esplicitamente, non è che dobbiamo essere sempre buoni, tranquilli, sereni, compiacenti. La Costituzione italiana non va bene per i sardi, perché anche dove nell'articolo in cui si fa riferimento all'uguaglianza e quindi oltre che di sesso, di genere, di lingua eccetera, ma io non voglio che la mia lingua, la mia identità sia di serie B nell'ambito dello Stato italiano, io la voglio di serie A, io la voglio uguale a quella italiana, cioè deve essere sullo stesso piano, deve avere la stessa rilevanza, la stessa importanza, quindi a scuola si deve studiare quanto si studia quella italiana se siamo nell'ambito dello stesso Stato, e così vale per la storia, si deve studiare quanto si studia quella italiana e così via. Questo è il mio pensiero, è il motivo per cui sono indipendentista. Quindi è chiaro che non posso ritrovarmi e non sono d'accordo con coloro che fanno accordi o pensano anche solo di farli gli accordi con partiti italiani, perché i partiti italiani sono l'emblema, sono l'espressione della statualità italiana, è lo Stato italiano che ci impone le cose attraverso i suoi partiti, i partiti che si succedono nel tempo a governare. E allora comunque allora se noi siamo indipendentisti, che non dobbiamo nasconderlo, cioè io non è che mi pongo il problema però se sei indipendentista sai poi non ti votano. Io ho una mia dignità anche di pensiero. Io rimango indipendentista anche quando sarò solo. Fatturare, mamma narrare pago gente buona festa, poi non è che me lo sghiacci. Io rappresento uno sito di Facebook, si chiama Movimento sul Popolo Sardo, e da quando è nasciuto, da qualche anno, io sono clienti e appoggiai. Questionavano qualche porta sempre su Iesnau o in noi che 50 partiti su 05 o su 1 non serve in nulla chi voleva fare
l'indipendenza della Sardegna, dopo poi come hanno fatto i partigiani in la guerra contro il fascismo, democristiani, comunisti, tutti si impari. Una volta bocca si questiona de sedia de uno sedia de stato, però prima che andai rotto si impari a combattere questa battaglia. Un'amica mia sarda che vive da 50 anni a Bolzano, questionando di come andavo, ma a Cuba in 3.000 c'hanno i bocais americani e in Sardegna non è sceso a fare nulla. Non è sceso a fare nulla voi. Da suddicio del 100 conca 100 berritas non è sbagliato. Quando deve Pintegno una parecchia anni fa, una certa Barbara Alberti in sa televisioni nazionali nendi che renemo a regione non si sa bolli indipendenza che non teneva nulla da spartire con l'Italia. Barbara Alberti che non è sarda assolutamente. Ma i tasseus avete nosaltro che si sigano a bocciare sa patria nostra. Devo a pure parlare 34 anni senza aeroporto Castello e ha pubblicato ogni tipo di delinquenti a rimbendire rotto l'Italia a portare il raballo una rata, magari portare il raballo anti-bocciusa agricoltura non anti-fatto nulla di industria anti-inquinato dei morri una volta Portovesme podría saberla de sus ulcis come turismo e tutto inquinare. In Portovesme c'è un'alta percentuale di parkinsonismo giovanili portato da inquinamento. Si donava 80 euro su Parkinson e mi sono documentato in questa questione. Ma volevo che hai scelto un argomento che si toccava mera e noi, ma fu denti, però devo scegliere una cosa, giovani. Devo una parecchia mesi fa si andava a manifestazioni contro il Senato di Videsorris, ci pianta mera giovani. Ma rappresentanti del partito non dà più uno. Rappresentanti dei indipendentisti non ci invia uno. E sai, e volevo osservare i giovani che non andavano a combattere con i giovani. Che si antizaccava ai tratti e a castagnole, a lacrimogeni. Ma andava e fiera assolutamente pacifica. E sa, poveri, accabaus de bla bla bla, e ciccheus de vai in un programma serio. Bondinai una, gente che traballendi di Arerusu, dopo no, prima a Bustiano, in Castello e nasce una scuola siciliana spacciata a Bregungia, che insegna sa limba dei spippiedus de 2 anni in poi. Chi ti poneva su semini, quando punti viticheddus, quando cresci, tutti indipendentisti. Anche chi insiste a scuola di Nanta, Garibaldi, Mazzieri, tutto sicurezza, ma chi rendi su semini di Ansiccore e compagnia cantendi, è tutta un'altra cosa. Quindi io ne approfittai. Poi sta crescendo tutto. Buona serata a tutti. Io sono Antonio Meagia di Gairo. Mi scuso per delle riunioni che sono state fatte precedentemente perché non ho potuto partecipare, ero all'estero per motivi vari. Oggi
sono venuto in veste di rappresentante del movimento sardo pro territorio. Non so se lo conoscete questo movimento, comunque vi descrivo come è stato costruito questo movimento. Una decina d'anni fa, forse più, ci calano dall'alto il parco del Gennargentu. Questo benedetto parco partiva dall'Ogliastra e terminava in Gallura. Le cose per lo Stato italiota erano regolari. Io al periodo ero in direttivo regionale della CGIL e un giorno in un direttivo si parlò di questo parco per convincere o cercare i delegati di vari comuni di sensibilizzare la gente che nei cantieri forestali era meglio calare questo parco. Io ho presi il giorno immediatamente le distanze. Segretario allora era Siro Marrucco. Presi immediatamente le distanze. Siccome essendo di un comune che le interessava il parco, che li prendeva quasi 6.000 ettari, ho fatto riferimento ai compagni di lavoro, i primi, e poi organizzai subito una riunione in comune, tra cui c'era qualche sindaco favorevole al parco il periodo. Comunque tra battiti e dibattiti si iniziò la battaglia. E battaglia avuti. E battaglia che è durata svariati anni, 10 anni. Iniziamo a incontrarci con i comuni limitrofi e gli altri comuni interessati. Prendiamo come simbolo la prima riunione, l'abbiamo fatta a Pratobello, simbolo della lotta al periodo. Organizziamo questa riunione a Pratobello. Sono rimasto sinceramente allibito. C'era gente da tutte le parti della Sardegna. Sembrava che stava iniziando la rivoluzione. Ognuno diceva la sua e continuavamo. Mentre in regione facevano scena muta. E comunque convocavamo questi parchi e iniziamo a fare riunioni in tutti i comuni interessati della Sardegna e comuni che erano favorevoli al parco. Quando hanno capito la legge 394 che il preparco interessava anche i loro comuni, che erano più danneggiati loro che noi che avevamo il parco, allora sono venuti loro a cercarci, non noi a cercare loro a cercarci. Abbiamo, per le battaglie bisogna coinvolgere i propri cittadini, non dicendo sciocchezze o fesserie varie o promesse elettorali. Bisogna dire la verità. La verità a volte fa male, però tiene anche il popolo tranquillo, perché inizia a dire come mai questo dice così, come mai dice questo. Essendo io di un paese molto difficile, Gairo non è un paese facile, questo benedetto sindaco io lo invitai personalmente, tra cui dopo 5 anni del commissario prefettizio fatto con il nostro impegno, guarda che la storia del parco è una cosa seria, come la pensi?
tu la puoi pensare anche favorevole al parco, però tu devi fare una delibera di come il comune di Gairo non aderisce al parco. Sinceramente è stato il primo comune che ha deliberato contro il parco. Sul fatto, quello che voglio dire io, ecco perché noi abbiamo vinto la battaglia coinvolgendo il popolo. Il popolo era con noi, con sincerità. Se noi scendiamo in campo e rifacciamo quel lavoro che abbiamo fatto noi, invitando la gente, riunioni comuni, sensibilizzando giovani, tutto quanto, anche se giovani, lo dico per esperienza mia personale, iniziando mio figlio non va a votare perché dice che i politici sono tutti ladri e non le frega niente di nessuno, chiunque sia candidato. Se noi sensibilizziamo queste persone, ci vuole impegno, sacrificio, magari all'inizio della prima riunione ce ne saranno 4, 5, 7, 8, però con l'invito oggi, domani, in breve termine riusciamo anche a capovolgere la situazione, perché il problema è quelli che non vanno a votare. Al mio paese non ci va nessuno a votare, non ci va nessuno, andiamo solo i soliti fessacchiotti, a quando sempre quell'area sardista, però cambiano poltrone e adesso non ti fanno manco più tessere, ti cacciano via e siamo anche a gambe all'aria anche lì. Io vi auguro un buon lavoro, io mi farò promotore da stasera, ho già mandato messaggi a vari amici del mio gruppo del Movimento Sardo Pro Territorio, in modo tale da poterlo coinvolgere e coinvolgere le popolazioni, sanno anche come si devono comportare. Vi ringrazio della vostra attenzione. Questi disprezzarli sai? No, cosa aspetta? Chiudiamo? Sì. Allora, io nuda. Devo ringraziare a tutti. Mi piace il primo, mi piace il secondo, non come il primo, però mi fa piacere che ha notato una cosa, tutti si mangiano, e mi si abbronzato, d'ogni avanti è arrivato uno che ne ha presi e ora fare questo intervento. Si intervento è fatto ed è questo non ce n'è più manco uno, ce ne vanno bene. Poi a me mi piace da ascoltare sul primo, sul secondo, eccetera, eccetera. Questo sistema di non dire sora, di noi, a volte cosa bella, se cosa giusta, ma sempre da borsa noi cazzata pure, non vanno bene. Noi, oggi ne ho fatto abbastanza, devo spiegare una volta, ho gente che è veramente interessata, che riesce da perdere su Vassau, oppure a fare un domo.